Buonasera amici appassionati di hockey pista, ben ritrovati dal Pala Ferrarin di Breganze, settima giornata del massimo campionato di Serie 1. Il Breganze questa sera chiamato ad affrontare il Follonica in un match decisivo per l'alta classifica. Follonica reduce da una bellissima partita, oltretutto sabato in Eurolega. Magari poi avremo modo anche di parlare come sono andate le italiane in questo turno europeo e vi anticipo già che sono andate benissimo. Dall'altra parte il Breganze invece reduce dalla sconfitta subita nella seconda parte del secondo tempo a Forte dei Marmi, è chiamato subito a una pronta riscossa proprio tra le mura amiche, ma andiamo a vedere quali sono i roster che entrambe le squadre possono mettere in pista. Cominciando come sempre dagli ospiti, quindi del Follonica, che può schierare con il numero 14 Minichitti, con l'11 Irace, con il 5 Banini, con l'8 Stefano Paghi, con il 7 Federico Pagnini, con il 4 Francesco Banini, con il 6 Mario Rodriguez, con il 96 Davide Gelmà, con il 2 Serse Cabella e quindi con il numero 9 Marco Pagnini. L'allenatore è ovviamente Enrico Mariotti, confermatissimo nella pista e nella compagine toscana, mentre dall'altra parte Diego Mir, allenatore del Breganze, potrà rispondere con il numero 10 Bruno Sgaria, con il 29 Mattia Cocco, con il 53 Stefano Del Santo, con il 9 Samuele Muglia, con il 14 Sidò, con il numero 3 Andrea Dalla Valle, quindi 27 Lucas Martinez, con il numero 4 Guido Sgaria, quindi Fabio Mabiglia. Arbitrano i signori Molli e Canonico. Andiamo a vedere gli starting five per quanto riguarda il Breganze, che in questo momento schiera Martinez, Texido, quindi Dal Santo, Michans e con ovviamente Bruno Sgaria in retrovia. Attenzione intanto al tiro subito del Follonica, che si sta subito facendo vedere dalle parti di Bruno Sgaria, mentre dall'altra parte ovviamente Rodriguez, Pagnini, quindi i due Pagnini, sia Marco che Federico. In porta ovviamente Giovanni Menichetti e ovviamente Davide Gelmà. Andiamo a vedere subito quindi che trova subito la rete, attenzione, del numero 5, scusatemi, non c'è Gelmà ma c'è Davide Banini, che sorprende tutti a un minuto dall'inizio, e la rete di Banini porta in vantaggio al primo minuto il Follonica. Colpito a freddo il Breganze, che adesso è chiamato subito a rimettere a posto le cose. Si prova Stefano Del Santo a allargare subito per Texido, molto largo adesso il Breganze, finta il tiro Martinez, non si intende però con Texido, quindi pallina persa, ma un Breganze che abbiamo visto ha dovuto subito attaccare per le vie laterali, davanti tutta chiusa la squadra di Mariotti. Ovviamente nell'hockey le partite sono lunghissime, ma colpito a freddo il Breganze dopo un minuto. Banini 1-0 Follonica. D'altra parte prova Martinez, il grande ex di turno, che però perde pallina. Rodriguez in contropiede, attenzione perché proprio Bruno Sgaria riesce a metterci una pezza su Federico Pagnini a 2 passi veramente dal raddoppio. Grande disattenzione qui difensiva, deve stare attento Breganze perché Follonica è partito a 100 all'ora. Follonica che sta surclassando in questo momento il Breganze, 22 minuti e 50 secondi alla fine del primo tempo, già vantaggio del e seconda rete del capitano, pazzesco qui al Pala Ferrarin. 1-2 micidiale del 1-2 micidiale assoluto l'inizio del Follonica con Federico Pagnini.
2-0, terzo minuto, Federico Pagnini per il 2-0 del Follonica. Ha ammutolito il Pala Ferrarin, grande partenza dei giocatori di Enrico Mariotti. Prova adesso Teixidó dietro porta, difesa da Menichetti, quindi Dal Santo. Ancora Dal Santo cerca il suggerimento, ma nulla da fare. Martinez parte da distante, Martinez viene toccato e Molli indica il primo fallo di squadra per il Follonica, nessuno invece per il Braganze. Già 2-0 qui il risultato al Pala Ferrarin, Follonica in rete al primo minuto con Banini, al terzo con Federico Pagnini. Stefano Dal Santo adesso in possesso di pallina, dietro ancora per Martinez, tiro di Martinez che però viene toccato proprio da Pagnini. Attenzione intanto alla ripartenza velocissima del capitano Federico Pagnini, ancora un raso terra dall'altra parte, prova bella il triangolazione tra Martinez e Michans. Menichetti però toglie la palla dalla propria porta e Follonica che può ripartire con Banini, quindi ancora con Marco Pagnini. Adesso Federico Pagnini, lungo balaustra per il cugino, scarica pallina adesso Follonica che può giocare ovviamente molto più sciolto, limite dei 45 secondi, già 2-0 il risultato qui. Settima giornata del massimo campionato di Serie 1. Attenzione ancora a Federico Pagnini, niente da fare. Pallina che però rimane lì. Il capitano ancora sta affilata, questa volta ci mette la gamba Bruno Sgaria. Michans per il Braganze con Teixidó, Stefano Dal Santo. Ancora dietro per Gerard Teixidó, quindi Martinez, ovviamente uno dei grandi ex di questa partita. Michans cerca di trovare lo spazio, non ce la fa, tenta il tiro ma non riesce a filtrare tra la selva di gambe. Federico Pagnini in questo caso la devia. Prova ancora Martinez in velocità, però la pallina viene recuperata da Rodriguez, tenta la triangolazione, niente da fare. Martinez per il Braganze, lungo balaustra è costretto a fermarsi, scarica verso Michans, quindi lungo balaustra ancora per Teixidó, si allarga, cerca lo spazio, non lo trova, preferisce tornare sui suoi passi, lungo balaustra, quindi Michans cerca di girarsi. Stefano Dal Santo dalla distanza, pallina che però viene ancora una volta fermata ancora da Federico Pagnini in fase difensiva. Dal Santo per Michans, niente da fare, pallina che continua a rimbalzare contro i gambali dei giocatori del Follonica, come in questo caso. Attenzione perché Rodriguez velocissimo con le sue lunghe leve, andare alla caccia della pallina, riprendersela, quindi Federico Pagnini. Rodriguez dietro per Marco Pagnini, Banini quindi. Adesso Braganza che sembra aver preso un po' le misure anche al Follonica, riesce a chiudere gli spazi, ma 2-0 il risultato a 16 minuti e 55 secondi dalla fine del primo tempo. Lungo balaustra non si intende però Banini probabilmente con Marco Pagnini, quindi pallina che può essere recuperata. Michans dalla distanza sta affilata del giocatore spagnolo che però finisce abbondantemente fuori dallo specchio della porta, difeso da Menichetti. Federico Pagnini intanto dietro porta di Bruno Sgaria, lascia la pallina. Aveva lasciato proprio la pallina a Banini per un taglio, capisce tutto Teixidó che porta anche Marco Pagnini al fallo e quindi
può ripartire Breganze. Tixido finora non è sembrata una grande risposta quella del Breganze, l'1-2 micidiale del Follonica. Sta ancora cercando di trovare gli spazi giusti la squadra di Diego Mir, che non schiera nello starting five proprio Mattia Cocco, storico capitano della squadra rossonera. Federico Pagnini intanto dietro per Rodriguez, centro della pista ancora per Marco Pagnini. Giro 3 per la squadra di Enrico Mariotti, tiro adesso fuori dallo specchio della porta, pallina che passa recuperata, 3 contro 3, attenzione del Breganze, bello lo scambio del Santo Teixido, ma non ha prodotto nessun risultato. Dall'altra parte invece prova Rodriguez in solitaria, pallina che comunque rimane nelle stecche azzurre del Follonica. Ancora dietro Mario Rodriguez, lungo Badaustra per Banini, Banini contro Dal Santo, non passa il tiro di Banini, intercettato questa volta proprio da Stefano Dal Santo, quindi può ricominciare Follonica in possesso di pallina con Rodriguez. Ancora Banini, centrale per Rodriguez. L'arbitro ha visto un tocco di pattino, quindi si deve ricominciare con la pallina per il Breganze. Tixido intanto entra anche Capitan Cocco al posto di Stefano Dal Santo. Pista quindi anche Cocco per tentare di dare il là alla rimonta del Breganze, pallina che però viene intercettata da Federico Pagnini. Dietro, attenzione per Rodriguez, arriva il fallo di squadra. Attenzione perché l'arbitro era andato minaccioso verso uno dei giocatori del Breganze, sembrava quasi voler estrarre il cartellino blu, poi invece ha dato fallo di squadra. Rodriguez sul punto di battuta con Banini che ha l'opportunità, la possibilità di passarla anche a Marco Pagnini. Federico invece davanti al portiere. L'arbitro va a vedere che non ci siano contatti all'interno dell'area di rigore, redarguisce Cocco e proprio Federico Pagnini. Vedremo lo schema, non riesce perché le spizzica Marco Pagnini. Dall'altra parte invece grande la parata di Menichetti su incursione di Martinez. Ancora Martinez in possesso di pallina, lungo Balaustra, intanto si sta preparando Muglia per il Breganze. Ultimi accorgimenti da parte di Diego Mir, staffilate intanto di Martinez che però trova i gambali. Ancora Gerard Teixido, palla centrale che viene però deviata, quindi recuperata facilmente dal Follonica che già si ripropone in avanti, cerca di fare tutto da solo Banini, pallina che però esce dal rettangolo di gioco. 15 minuti e 27 secondi alla fine del primo tempo, 2-0 qui il risultato al Palla Ferrarin grazie alle reti al primo minuto di Banini, al terzo minuto di Federico Pagnini con attenzione alla pallina che viene recuperata, proprio Muglia, niente da fare, riesce a toccarla solamente un attimo prima di arrivare da Menichetti. Dall'altra parte si libera benissimo Marco Pagnini e che cosa non fa Bruno Sgaria. Cocco intanto per Breganze con Michans, provare a tessere un'altra trama offensiva. Muglia, lungo Balaustra ancora per Cocco, 14 minuti 30 secondi alla fine del primo tempo, 2-0 qui il risultato al Palla Ferrarin con
per il Follonica. Rodriguez adesso toglie palla proprio a Mattia Cocco, quindi Marco Pagnini, attenzione che per un attimo stava per perdere pallina, Federico però la recupera, sempre ovviamente Pagnini. Intanto entra proprio il giocatore che erroneamente avevo inizialmente dato tra lo starting five, David Zelma, spagnolo di 24 anni. Rodriguez intanto prova la bomba dalla distanza. Zelma che poi è anche il capocannoniere del Follonica con 7 reti all'attivo in queste prime 6 giornate di campionato. Muglia in possesso di pallina, dietro per Cocco, tiro dalla distanza, ancora una volta gambe di Federico Pagnini. Cocco dietro per Michans, cerca il pertugio Michans per la deviazione di Muglia, pallina che invece rimane alta, attenzione perché riparte Gelmà in velocità e ottimo il suggerimento per Banini, non riesce però la deviazione al giocatore toscano. Adesso si riparte però da Rodriguez, 13 minuti 0,5 secondi alla fine del primo tempo con Follonica ancora in possesso di pallina. Federico Pagnini, Mariotti gli dice qualcosa, chiama lo schema, riprova Rodriguez, anzi viene richiamato in panchina proprio Banini per per Stefano Paghi. Federico Pagnini ovviamente era quello che è uscito, non Banini. Intanto un altro cambio ancora al cancelletto anche per quanto riguarda il Breganze. Dentro anche Guido Sgaria, il fratello proprio di Bruno Sgaria. Michans intanto dietro per Cocco. Cocco vede un pertugio, prova subito la staffilata alta sopra l'incrocio dei pali della porta difesa da Menichetti, ancora in possesso di pallina Muglia per Breganze. 10 secondi alla fine del possesso pallina. Cocco, Muglia prova il tiro, Muglia viene però parato da Menichetti, non aveva altre soluzioni l'ex viareggino che provare da una posizione assolutamente defilata. Attenzione, intanto ancora un suggerimento bellissimo di Gelmà per dall'altra parte. Adesso la partita che si infiamma. Suggerimento prima era per Stefano Paghi, poi subito un ribaltamento di fronte, Menichetti ci mette una pezza, ma ancora Follonica in possesso di pallina, quindi con Rodriguez, centro della pista. Tiro di Rodriguez che però viene per un attimo intercettato. Follonica che rimane in possesso pallina, ancora Rodriguez, 11 minuti alla fine del primo tempo. Risultato che non cambia, sempre 2-0 per il Follonica, settima giornata del massimo campionato di Serie 1 con Rodriguez in possesso pallina, al centro della pista, supera proprio Muglia, poi attenzione intanto perché si era perso per un attimo Michans, proprio Gelmà per un attimo non arrivava anche la terza rete del Follonica. Mattia Cocco intanto prova lui un alza e schiaccia, chiude tutto però Menichetti, attenzione Paghi, scivola per un attimo Banini, lungo balaustra Rodriguez, ancora Banini, preferisce aspettare i suoi il giocatore toscano, quindi si ricomincia con Rodriguez centro della pista. Ancora Banini apre verso Paghi, Gelmà sassata dalla distanza, Bruno Sgaria la vede, intercetta,
palla che rimane comunque nelle stecche azzurre del Follonica. Rodriguez, centro della pista, non è stato chiamato ancora nessun time out, infatti il primo time out è in questo momento a 9 minuti e 42 secondi alla fine del primo tempo. Riassumiamo la situazione qui alla Pala Ferrarin. Breganze 0, Follonica 2, grazie alle reti al primo minuto di Banini, al terzo minuto proprio di Federico Pagnini, un 1-2 micidiale da parte della squadra toscana. Un Breganze che fa fatica a riproporsi dalle parti di Menichetti, gran girare anche di giocatori da parte dello stesso Diego Mir, proprio per riuscire a trovare la chiave, la soluzione per riuscire a rimettere la partita in sesto. Andiamo a vedere quelle che sono le partite di questa settima giornata del massimo campionato di Serie 1. Due si sono già giocate, con il Viareggio che è andato a perdere a Vercelli per 4-2, mentre lo Scandiano ha superato per 7-4 il Tiene. Oltre a Breganze e Follonica, questa sera si propone sempre sulle reti della FIRS Sarzana-Sandrigo, Forte dei Marmi Lodi, il big match di questo martedì di hockey pista. Quindi Monza-Bassano e il derby vicentino Valdagno-Trissino. Valdagno-Trissino che si giocherà domani sera. Torniamo in cronaca diretta con Mattia Cocco verso Martinez, che intanto è entrato in pista al posto di Michans per la squadra di Diego Mir. Ancora Cocco, prova ad allargare per Martinez, Muglia, Sgaria, possesso di palla. Fa sempre una certa fatica la squadra di Diego Mir a trovare spazi per arrivare dalle parti di Menichetti. Anche adesso 5 secondi alla fine e ha provato a ingannare Menichetti sul proprio palo. Martinez, ovviamente attentissimo il portiere toscano, torna in possesso di palla intanto il Breganze con Muglia. Bruno Sgaria scarica dietro verso il capitano. Ancora Sgaria dietro Menichetti. Martinez intanto dalla sua metapista finta 2 volte il tiro, ci prova adesso, tiro che non viene però intercettato da nessuno se non da Gelma del Follonica. Ovviamente adesso con tutta calma la squadra di Enrico Mariotti cerca di tessere la propria tela. Intanto ritorna in pista Marco Pagnini. Gelma dietro per Federico Pagnini, viene portato dietro porta da Martinez. Pagnini torna a scaricare verso Paghi. Marco Pagnini però non riesce ad accentrarsi, si preferisce ricominciare da Gelma, tiro dalla distanza deviata da Sgaria e fuori dal rettangolo di gioco, quindi si dovrà ricominciare con pallina per il Follonica. 7 minuti 33 secondi alla fine del primo tempo, risultato sempre fermo sul 2-0 per Follonica qui al Pala Ferrarin, con pallina adesso che viene recuperata proprio da Sgaria, la passa per lungo Balaustra, ci prova il Breganza a tessere anche questa trama offensiva con Martinez che tenta l'ennesimo alza e schiaccia da dietro porta. Tanto l'arbitro vede un fallo di squadra, il secondo fallo di squadra per
il Breganze, 2 intanto quelli anche del Follonica, partita assolutamente corretta, scivolata via in maniera assolutamente corretta tra le due squadre, con adesso Paghi che prova a riproporre il gioco. Gelman, Marco Pagnini, ancora Paghi del suo centropista, prova a volarsi lungo Balia Austria, ma l'arbitro vede intanto un tocco e un fallo di squadra del Follonica, terzo fallo di squadra del Follonica. Deve ricominciare toccando pallina Breganze, attenzione perché si invola, trova tutto libero proprio Muglia, alza e schiaccia, questa volta frontale di Muglia e Menichetti riesce a togliere pallina. È stata veramente un'autostrada per Muglia. Attenzione dall'altra parte, Sgaria recupera la pallina, Bruno Sgaria, attenzione al tiro. Guido, scusatemi, non Bruno, Bruno è il fratello che gioca in porta. Ma Breganze che adesso prova a insistere in questi ultimi 6 minuti per cercare di raddrizzare la partita. Trovare una rete adesso sarebbe significativo per cercare nel secondo tempo poi di capovolgere il risultato. Martinez, si fa largo Martinez, pallina che però alta sopra la traversa. Cocco in possesso palla, ma viene visto un fallo e anche un time out, richiamato quindi anche il secondo time out, questa volta sponda Follonica. Andiamo a vedere la classifica dopo la sesta giornata del massimo campionato di Serie 1, che vede il Lodi in testa con 14 punti, al secondo posto Forte dei Marmi, Scandiano a 13, Scandiano una partita in più, Follonica 12 punti, Breganze 11, Valdagno 11, Sarzane Trissino 10 punti, Viareggio Monza 9, Vercelli a 7, Bassano a 6, Sandrigo e Tiene in fondo alla classifica, ancora ferme a 0 punti, con Scandiano, Viareggio, Vercelli e Tiene con una partita in più. Dicevamo dei marcatori per quanto riguarda il Follonica, il giocatore in assoluto più temibile da un punto di vista realizzativo è proprio Gelman. Dall'altra parte invece è Michans, il giocatore più realizzativo per quanto riguarda il Breganze, con 8 reti, mentre guidano la classifica dei marcatori il duo Cacau-Tataranni con 11 reti in queste prime 6 giornate. Ritorniamo in cronaca diretta con Breganze che deve toccare pallina con il Martinez. Dietro verso Mattia Cocco. Viene tenuto dietro porta Mattia Cocco da Gelman. L'arbitro vede però un'irregolarità dietro porta proprio di Cocco e quindi pallina che deve essere rigiocata dal Follonica. Marco Pagnini. Federico Pagnini ancora centro della pista per Follonica, Gelman. Non riesce la triangolazione al Follonica. Breganze che può ripartire con Martinez, ma si è già chiusa la difesa del Follonica, nulla da fare, si deve ricominciare la trama offensiva per cercare di scardinare l'ottima difesa messa in pista da Enrico Mariotti. Mattia Cocco, Martinez restituisce palla ancora a Cocco. Niente da fare, questo filtrante proprio di Muglia per Martinez, ma Muglia torna in possesso di pallina. Attenzione che pallina rimbalza lì, poi uno strano rimbalzo la stava portando alle spalle di Menichetti, che è stato prontissimo invece a fermarla proprio sulla linea. Grande occasione questa per Breganze, ma il Follonica torna in possesso di palla con Marco Pagnini, sempre centro della pista con Paghi. Ancora Marco Pagnini, subito vede un pertugio, ci prova Gelman
appena sopra lo specchio della porta. 4 minuti alla fine del primo tempo, sempre 2-0 il risultato. Martinez dietro porta per Mattia Cocco, prova a allargare ancora per Sgaria, prova anche lui da dietro porta, nulla da fare, palla che rimane lì. Mattia Cocco, Tillo vede Italia piuttosto centrale, nessun problema per Menichetti. Tanto Martinez commette il terzo fallo di squadra per il Breganze. Viene però cambiato il fallo di squadra dal Breganze, viene dato al Follonica dopo conciliabolo tra Molli e Canonico. Canonico aveva indicato un fallo per il Breganze, Molli deve avergli detto qualcosa, quindi è stato cambiato il fallo. 4 falli per Follonica, 2 per Breganze. Alza e schiaccia intanto ancora di Muglia. Tiro questa volta di Federico Pagnini fuori dallo specchio della porta. In velocità Mattia Cocco ha una mano sola, ma Gelmai lì a fare buona guardia. Attenzione alla deviazione di Martinez, troppo centrale. Menichetti blocca. Ritorna intanto in pista anche Banini per il Follonica. 2 minuti e 45 secondi alla fine del primo tempo. Attenzione perché adesso scivola Martinez dall'altra parte, tutto solo, e arriva la rete del 3-0 di Marco Pagnini. Al 23esimo Marco Pagnini per il 3-0 del Follonica. Su un contropiede, pallina persa da Martinez e grande contropiede, tutto in solitario. Marco Pagnini indisturbato davanti a Bruno Sgaria, che viene infilato per la terza volta in questo primo tempo, risultato che inizia a farsi pesante qui al Pala Ferrarin. Tanto Enrico Mariotti chiama anche il secondo time out, che è possibile da quest'anno, un time out ridotto. Vuole gestire al meglio questi ultimi 2 minuti e 22 secondi alla fine del primo tempo. Ricordiamo le reti qui al Pala Ferrarini: al primo minuto di Banini, al terzo minuto Federico Pagnini, quindi al 23esimo Marco Pagnini per il 3-0. Risultato con il quale il Follonica sta conducendo qui il primo tempo al Pala Ferrarin. 2 gol a freddo e poi in contropiede la rete di Marco Pagnini qualche istante fa per il 3-0. Vedremo adesso cosa riuscirà a fare Diego Mir, perché recuperare 3 reti in questa partita non sembra essere una cosa semplice. Michans, che intanto è tornato in pista. Attenzione perché viene persa pallina. Marco Pagnini vicinissimo al 4-0. Attenzione a scoprirsi così tanto là dietro. Ancora Michans per Cocco, dentro, non arriva però la deviazione. Muglia, Texido intanto, Michans taglia a distanza e la deviazione di Muglia per il 3-1. Quindi al 24esimo riduce le distanze Samuele Muglia per il Breganze. Era la rete che probabilmente ci voleva dare morale ai giocatori di Diego Mir.
1 minuto e 42 secondi alla fine del primo tempo. Federico Pagnini dietro per Marco Pagnini, siamo passati da un possibile 4-0 al 3-1 di Muglia. Attenzione ancora Michans, Texido ancora per Michans, prova ancora a tenere palline lungo Balaustra Muglia. Texido per Capitan Cocco, ancora Texido lungo Balaustra. Michans è lui adesso a proporre il taglio, che però viene intercettato proprio da Rodriguez, che parte in velocità verso Marco Pagnini. Palla alta e quindi dovrà essere rigiocata dal Follonica. 53 secondi alla fine del primo tempo, 3-1 qui il risultato. Palla Ferrarin. Federico Pagnini per Rodriguez, dietro verso Marco Pagnini. Ancora Banini. Pagnini viene attaccato da Michans. Marco Pagnini calcola male, però il passaggio verso Banini, pallina che può essere recuperata dal Braganza, probabile che sia l'ultima azione del primo tempo. Michans, tiro centrale ancora una volta però che viene intercettato. Rodriguez lungo Balaustra. 5 secondi alla fine del primo tempo, però c'è un fallo di squadra da parte di Muglia su Marco Pagnini. Terzo fallo di squadra per il Braganza, 4 invece quelli del Follonica. 5 secondi alla fine del primo tempo. Marco Pagnini, attenzione perché la pallina è stata intercettata per un attimo da Muglia, che però poi non riesce a controllarla. È riuscito però nel suo intento al 24esimo, accorciando le distanze per il 3-1. Quindi 3-1 il risultato qui al Palla Ferrarin dopo il primo tempo, con le reti al primo minuto di Banini, Federico Pagnini al terzo, Marco Pagnini al 23esimo e quindi accorcia le distanze Samuele Muglia al 24esimo. Un secondo tempo tutto da vivere.
Ben ritrovati amici appassionati di hockey pista per il secondo tempo di Breganze Follonica. Si riparte dal 3-1 del Follonica con le reti al primo minuto di Banini, al terzo di Federico Pagnini, al 23esimo di Marco Pagnini, poi Muglia per il break del 3-1. Un Breganze che dovrà sicuramente cambiare marcia se vuole recuperare alla formazione toscana le due reti di svantaggio. Si prova subito con Mattia Cocco, la palla centrale verso Muglia, palla che però alta e quindi dovrà essere rigiocata dal Follonica che si rimette in pista con i due Pagnini, quindi con Rodriguez e Banini, in pratica lo starting five del primo tempo. Ovviamente in porta Giovanni Menichetti, un Follonica che dovrà gestire il ritorno, sicuro ritorno di fiamma che dovrà avere il Breganze per cercare di riprendersi partita. Vediamo subito infatti che Breganze ricomincia come vuole sempre. Diego Mir a pressare il portatore di palla, infatti riesce a strapparla Michels, 2 contro 1, Mattia Cocco, ancora Michels, dall'altra parte traversa anche di Muglia, 3 tiri, uno di seguito all'altro in pochi secondi, traversa finale di Muglia, sfortunato in questo caso, viene toccato Muglia tocca Rodriguez, l'arbitro però Molli vede il cartellino blu, quindi Samuele Muglia deve lasciare il rettangolo di gioco e punizione di prima per il Follonica. Vedremo chi andrà a incaricarsi del tiro. Vediamo Marco Pagnini andare sul dischetto della punizione di prima. 23 minuti e 39 secondi alla fine del secondo tempo e grande occasione adesso del Follonica per riportarsi a 3 lunghezze di distanza. Marco Pagnini contro Bruno Sgaria, tutto è pronto, può partire Pagnini, Sgaria para però si allunga all'ultimo. Era stata comunque bella la finta di corpo di Pagnini, ma altrettanto bella la risposta del portiere rossonero Bruno Sgaria. Adesso però ci sono 2 minuti di superiorità numerica per il Follonica che ha rimesso subito in pista anche Paghi. Attenzione adesso alla Banini, era riuscito a liberarsi per il tiro ma è riuscito a coprire ancora benissimo gli spazi Sgaria. Palla in avanti verso Michels contro 3 giocatori, cerca di fare tutto da solo. Michels riesce a tenere benissimo palla, scarica dietro verso Mattia Cocco, ancora Michels, attenzione perché gli viene tolta pallina proprio da Marco Pagnini, torna alla difesa del Breganze, classica formazione a triangolo a proteggere la difesa di Bruno Sgaria. Paghi si allarga per Marco Pagnini, ancora Paghi, Michels non gli fa vedere lo specchio della porta, tiro centrale, Paghi, centrale il tiro, Sgaria si allunga, para ma ancora Paghi, attenzione alla deviazione che stava per ingannare lo stesso portiere rossonero, pallina che rimane però nelle stecche del Follonica. Rodriguez, tiro dalla distanza, questa volta intercetta proprio Mattia Cocco, ancora Paghi questa superiorità numerica del Follonica. Rodriguez, palo di Rodriguez, stecca, tiro impressionante del giocatore del Follonica. Dall'altra parte si prova Tixilo, tutto da solo, prova ad ingannare Menichetti, niente da fare, pallina che può ritornare nelle stecche del Follonica con Marco Pagnini. Marco Pagnini si allarga ancora per Paghi, centrale a Rodriguez, tiro di Rodriguez fuori al lato, finisce il power play senza subire colpo con Martinez che ritorna in pista dietro per Michels, quindi partita che rimane ferma sul 3-1 con la possibilità non sfruttata del power play da parte del Follonica. Attenzione, intanto una deviazione stava per prendere in controtempo l'estremo difensore del Follonica Giovanni Menichetti.
Insiste però il Breganze con Martinez dietro porta di Menichetti. Martinez prova a far tutto da solo, tiro di Martinez e arriva la rete dell'ex sulla sinistra di Menichetti. Martinez al quinto minuto infila la pallina del 3-2. L'aveva cercata la rete l'ex di turno, l'ha trovata 5 minuti dopo l'inizio del secondo tempo. Adesso Breganze deve recuperare ancora una lunghezza. Banini intanto in possesso di palla per il Follonica. Pagnini dietro Rodriguez. Rodriguez prova il lungo balaustra, ma Teixido fa buona guardia. Rodriguez viene portato dietro porta. Si porta dall'altra parte della pista, preferisce scaricare dietro verso Paghi. Ancora Paghi nella sua metapista verso Banini. Banini viene però disturbato proprio da Michans. Dall'altra parte Rodriguez si gira, palla troppo lunga, interviene Bruno Sgaria, palla in avanti, va, cerca come una furia Michans la pallina. Dall'altra parte attenzione perché arriva anche il fallo di Mattia Cocco per il quarto fallo di squadra del Breganze, 4 invece quelli del Follonica. Rodriguez adesso in possesso di pallina, lungo balaustra, prova ad allargare il gioco, attenzione perché era partito bene Banini ma poi scivola. Pallina che può essere recuperata ancora dal Breganze con Martinez che prova un tiro però deviato. Pallina che rimane comunque nelle stecche rossonere con Michans, preferisce scaricare dietro verso Capitan Cocco. Deviazione sotto misura di Teixido. Menichetti però fa buona guardia, attenzione dall'altra parte Banini, tiro di Banini fuori dallo specchio della porta. Deve stare attento il Breganze a non scoprirsi ovviamente in contropiede nel tentativo di recuperare il risultato. Prova Cocco, praticamente un rigore ma ci mette all'ultimo Paghi la stecca, niente da fare. Michans adesso rimane in possesso di pallina. Teixido preferisce partire dalla sua metapista. Teixido, tiro di Teixido centrale. Ancora Teixido in possesso di pallina, se la gioca con Rodriguez, alla meglio il catalano. Michans dalla distanza verso Martinez, viene però intercettato tutto da Marco Pagnini dietro porta. Martinez non lo vuole un attimo, arriva subito Michans, 2 contro 1, contropiede Michans, però questa volta fa buona guardia Menichetta, forse poteva anche scaricarla verso il centro della pista dove Martinez lo stava aspettando. Martinez che torna in possesso di pallina, attenzione adesso al taglio ma Rodriguez riesce a intercettarlo. Dall'altra parte Paghi, adesso partita che è diventata molto dinamica in questo secondo tempo con un Breganze che sta cercando il massimo sforzo per riuscire ad arrivare al pareggio della partita. Adesso Marco Pagnini non ha un felice controllo, può recuperare il capitano Mattia Cocco, quindi Martinez. Martinez adesso per Teixido. Ancora Michans, Teixido, tiro di Teixido, fuori sulla destra di Menichetto, pallina che rimane comunque nelle stecche del Breganze. Ancora gara da Teixido dietro porta, tenta l'alza e schiaccia, nulla da fare. Pallina che ritorna nelle stecche di Rodriguez, con Marco Pagnini, lungo balaustra, intercetta tutto però Michans, ancora un contropiede, questa volta la passa e arriva la rete del 3-3 con Martinez. All'8° minuto Martinez pareggia i conti con il Follonica per il 3-3 quando c'è stata la pausa tra il primo e il secondo tempo. Non erano ancora trascorsi i 6 minuti canonici che abbiamo visto subito la squadra di Diego Mir rientrare in pista, e si diceva appunto che solitamente quando una squadra torna in pista
sotto di 2 reti, torna in pista così presto, significa che c'è grande convinzione di poter ribaltare il risultato. 7 minuti spettacolari del Breganze, annichilito il Follonica che si era trovato comunque nelle stecche di Marco Pagnini, il 4-1, e adesso invece si ricomincia da capo. 3-3, 17 minuti e 30 secondi alla fine del secondo tempo, con il risultato in perfetta parità, doppietta di Martinez al quinto e all'8° minuto. E adesso comincia una nuova partita con Federico Pagnini intanto in pista. Rientra nel frattempo anche Gelma per Enrico Mariotti, per la squadra di Enrico Mariotti. Michans intanto per Capitan Coco. Ancora Michans, ovviamente adesso il Breganze può andare sull'inerzia del risultato, ovviamente deve stare attento a non sprecare tutto là dietro, perché comunque il Follonica ha dimostrato in più di un'occasione di essere pericolosissimo là davanti. Poi adesso con Gelma, il capocannoniere, diventa ancora più pericoloso. Michans tiene il possesso di pallina, 5 secondi alla fine, prova il tiro dalla distanza, Cocco viene però deviato, ma la pallina viene recuperata ancora da Michans. Texido fa tutto da solo. Michans viene chiuso però da 3 giocatori del Follonica. Attenzione, si gira molto bene Texido, niente da fare, fuori a sinistra di Menichetti. 16 minuti e 15 secondi alla fine del secondo tempo, con Marco Pagnini possesso di pallina al centro della pista, scarica verso Rodriguez, suggerisce il movimento Gelma, preferisce Federico Pagnini tenuto a debita distanza proprio da Martinez. Ancora Pagnini dietro per Marco Pagnini, lungo balaustra Gelma, viene tenuto però dietro porta da Gerard Texido. Si ricomincia sempre dal playmaker Rodriguez. Marco Pagnini si ricava un bello spazio centrale, c'è tentata la deviazione, attenzione alla rete di Rodriguez su pallina che era rimasta però lì troppo a lungo al centro dell'area, e Rodriguez al 10° minuto riporta in vantaggio il Follonica. 4-3 quindi il risultato, partita comunque bellissima qui alla Pala Ferrarin, 7ª giornata del massimo campionato di Serie 1. Avanti ancora il Follonica con la rete di Rodriguez. Martinez in possesso di pallina, Gerard Texido. Michans dietro ancora per Martinez, cerca di ritagliarsi lo spazio. Martinez fa buona guardia a Menichetti. Federico Pagnini in possesso palla, velocissimo Pagnini per il cugino, e per poco non arriva la deviazione vincente. Adesso Marco Pagnini perde pallina, Gerard Texido viene però portato all'angolo proprio da Gelma. Texido, Gelma all'angolo alla sinistra di Menichetti, riesce in qualche maniera a scaricare la pallina verso Martinez, quindi Mattia Cocco ci mette il guantone, attenzione però il contropiede, Pagnini tutto solo fuori dallo specchio della porta. Tanto anche Stefano Dal Santo in pista per Diego Mir. Dal Santo, Michans, Martinez, le due opzioni per Dal Santo. Bellissima era stata la deviazione dello schema con pallina che era arrivata Samuele Muglia per la deviazione, ma ha intuito tutto proprio Menichetti. Attenzione intanto a
Michels che riesce a recuperare pallina dopo che l'aveva persa. Martinez cerca di girarsi, non ce la fa, preferisce scaricare verso Muglia, tiro di Muglia alto sopra lo specchio della porta con Rodriguez. 14 minuti e 0-3 alla fine del secondo tempo, 4-3 per il Follonica qui al Pala Ferrarin. Rodriguez intanto viene pallina tolta proprio da Stefano Dal Santo, 2 contro 1. Stefano Dal Santo non riesce però il controllo al difensore del Breganze, perde l'attimo, occasione importantissima questa per Breganze. Intanto Gelma per Federico Pagnini, attaccato da Michels, ancora Federico Pagnini, Michels ancora sul possessore di palla. Arrivano in 3 lungo Balaustra, pallina che rimane comunque nelle stecche del Follonica, prova adesso a disturbarlo proprio Muglia che riesce a recuperare pallina. Muglia si gira, però Rodriguez ci mette la stecca. Attenzione perché parte in velocità Gelma che infila alla sinistra di Bruno Sgaria e quindi al 17esimo, scusate, al 12esimo la rete quindi di Gelma per il Follonica, e 5-3 il risultato qui al Pala Ferrarin a 13 minuti e 07 alla fine del secondo tempo. Stefano Dal Santo adesso per Michels. Vediamo che tanto c'è stata, vediamo che cosa succede, che viene dato simulazione a Muglia e quindi il quinto fallo di squadra al Breganze. L'autore della rete Gelma in avanti verso Banini. Ancora Gelma dietro per Pagnini, non ci pensa due volte, Pagnini si coordina, tira, pallina che viene deviata comunque da Bruno Sgaria. Ancora Rodriguez per il Follonica. Gelma cerca di fare tutto da solo, viene intercettata questa volta la pallina. Muglia prova, la pallina che esce alla sinistra di Menichetti, può ridistendersi il Follonica con Gelma, tiro di Gelma, staffilata del giocatore spagnolo, pallina che rimane nelle stecche del Follonica con Banini. Quindi Federico Pagnini, attenzione intanto allo scontro tra Pagnini e Martinez. Rodriguez intanto in possesso di palla, ovviamente adesso non c'è nessuna volontà da parte del Follonica di aumentare i ritmi di gioco, se non di andare a forzare il tiro, se non in caso necessario come questo, che stavano scadendo i 45 secondi. Rientra intanto anche Sgaria al posto di Michels. Martinez, Dal Santo. Pallina lungo il Balaustra che viene recuperata da Rodriguez, si vola velocissimo Rodriguez, disturbato da Muglia, riesce a portarlo all'angolo. Rodriguez però si accentra, attenzione perché arriva anche la rete del 6-3 di Rodriguez. Doppietta personale per il giocatore del Follonica e quindi rimette in avanti 3 lunghezze il Follonica. Dopo l'8° minuto, quando Martinez era andato sul 3-3, in 5 minuti Rodriguez, Gelma, di nuovo Rodriguez per il 6-3 del Follonica sul Breganze. 10 minuti e 35 secondi alla fine di questo secondo tempo, ancora con il Follonica possesso di pallina.
Ha provato la deviazione volante proprio Rodriguez su suggerimento di Banini. Martinez in possesso di pallina, Martinez però sbaglia il passaggio. Banini a questo punto da solo in mezzo a due perde pallina con Muglia che riparte. Muglia in avanti per Stefano Dal Santo, niente da fare. Pallina che rimane nelle stecche del Follonica con Rodriguez. Marco Pagnini, anzi scusate, Federico Pagnini. Rodriguez adesso perde palla, prova a ridistendersi con Sgaria il Breganze. Ancora Muglia dietro per Stefano Dal Santo. Pallina che però incontra un'altra volta sempre Rodriguez, roccioso difensore e playmaker di questo Follonica. Ci prova Banini intanto dietro porta, cerca il suggerimento, l'arbitro vede però un passaggio sopra la lunetta da parte di un giocatore del Follonica, quindi si dovrà ricominciare con una punizione per il Breganze. Andiamo a riassumere la situazione qui al Pala Ferrarin quando mancano 9 minuti e 14 secondi alla fine del secondo tempo. La situazione è che il Follonica sta vincendo per 6-3. Le reti nel secondo tempo di Martinez al quinto, ancora Martinez all'ottavo per il momentaneo 3-3, quindi al decimo minuto Rodriguez 4-3, dodicesimo Gelma per il 5-3 e quindi al quindicesimo ancora Rodriguez per il 6-3. Adesso 9 minuti e 14 secondi per la squadra di Diego Mir per riuscire a rimettere in piedi una partita che era nata malissimo per il Breganze, con le reti al primo minuto di Banini e quindi subito dopo di Federico Pagnini al terzo, Marco Pagnini al 23esimo per il 3-0 e poi c'era stato il break di Muglia. Un secondo tempo sicuramente iniziato molto bene dalla parte della squadra di Diego Mir, che era riuscita ad arrivare nel giro di 8 minuti al pareggio fino al 3-3, ma poi Rodriguez, Gelma Rodriguez hanno riportato in avanti il Follonica meritatamente per 6-3 e quindi adesso si deve ricominciare con una punizione battuta dal Breganze. Vediamo, intanto c'è un conciliabolo con l'arbitro Molli, anzi doveva essere palla, viene data, scusate, al Follonica. Lungo Baiausto, attenzione Gelma, se ne va Gelma, tiro centrale questa volta, Bruno Sgaria fa ottima guardia. Aveva provato un no look Martinez verso Sgaria. Martinez, tiro di Martinez, Sgaria di vicino per il 6-4. Sgaria. Diciassettesimo minuto. Guido Sgaria si riporta a 2 lunghezze di distanza. È una delle cose affascinanti di questo sport, che è proprio che 3 reti di distanza non sono una cosa improponibile a 10 minuti dalla fine. Abbiamo visto già nel primo tempo, adesso ci aspettiamo di vedere gli ultimi 8 minuti di fuoco della squadra di Diego Mir, anche perché dall'altra parte abbiamo un Follonica che comunque dovrà in qualche maniera pagare dazio anche della partita giocata in Coppa, quindi dovranno essere bravi gli uomini di Diego Mir a sfruttare questo eventuale calo fisico del Follonica, che per il momento però non si vede. Attenzione, Gelma preferisce allontanare la pallina. Stavano arrivando i 5 secondi di non gioco. Dentro per Teixido, pallina che rimane lì, balla davanti a Menichetti la pallina che può essere, che viene però recuperata ancora da Sgaria. Teixido, Muglia per Capitan Cocco, ancora Teixido.
Tentativo intanto di Mattia Cocco, pallina deviata alta, pallina che doveva essere ritoccata dal Breganze, con Sgaria sul punto di battuta. Cocco e Texido a breve distanza, Muglia dietro porta di Menichetti. Prova lo schema con Cocco al tiro, che però viene intercettato. Attenzione perché Banini è tutto solo davanti a Bruno Sgaria, che fa un doppio miracolo, terzo miracolo proprio sulla ribattuta di Paghi. Sgaria tiene a galla i suoi con Muglia in avanti per Texido, ancora per Sgaria, ancora Texido. Prova alto sopra l'attraverso, il tiro di Texido accompagnato. Adesso alla balaustra riesce a recuperare Sgaria, pallina per Muglia, per la rete, un minuto dopo, al 18esimo del 5-6, quindi torna sotto Breganze, clamoroso. Marco Pagnini intanto torna in pista per il Follonica, proprio Marco Pagnini in possesso di pallina. Attenzione perché viene fischiato una falla al Breganze, vediamo l'arbitro Molli che va a redarguire Muglia. Viene assegnato il sesto fallo di squadra al Breganze, 4 invece sempre quelli del Follonica. Marco Pagnini, viene recuperata palla però con maestria da Capitan Cocco, poi va al tiro fuori dallo specchio della porta, deviato comunque il tiro. Si dovrà cominciare con un ingaggio a 2. Pallina che esce dal rettangolo di gioco. Vediamo che adesso l'arbitro permette a Menichetti di poter asciugare la visiera. 6 minuti e 44 secondi alla fine del secondo tempo. 6-5 il risultato del Palla Ferrarin per il Follonica. Dopo Rodriguez e Gelmai Rodriguez che avevano portato il risultato sul 6-3, Sgaria e Muglia si riportano sotto il Breganze. Attenzione alla deviazione adesso di Samuele Muglia, per lui doppietta questa sera assieme a quella di Martinez, e quindi la rete di Sgaria per quanto riguarda il Breganze. Texido in possesso di palla, 6 minuti 20 secondi alla fine, con Muglia dietro per Cocco, ancora Texido dentro, non riesce la deviazione proprio di Muglia sotto misura. Cocco, tiro dalla distanza, viene però intercettato da Menichetti. Scontro tanto tra Rodriguez e Mattia Cocco, ma siamo già dall'altra parte con Federico Pagnini. Allarga il gioco verso Marco Pagnini, lungo balaustra, pallina che può essere recuperata tranquillamente proprio da Sgaria con Mattia Cocco. Vediamo intanto che cambi farà adesso Mister Mir per sfruttare questi ultimi 5 minuti e 30 secondi alla fine del secondo tempo, con il Breganze in possesso di pallina, con Muglia cerca il suggerimento, preferisce tornare dal capitano Mattia Cocco che allarga per verso Gerard Texido, ancora centrale, bella la deviazione, il taglio più che altro che aveva tentato Muglia che per un attimo intercetta la palla. Marco Pagnini, ancora Muglia davanti a Marco Pagnini che è però molto bravo a liberarsi del giocatore breganzese. Ancora Marco Pagnini cerca di tenere possesso pallina, ci riesce in qualche maniera, scarica verso Rodriguez. Attenzione perché Rodriguez perde per un attimo pallina. Tanto era rimasto agganciato alla stecca di Gelmà proprio Mattia Cocco,
Mattia Cocco che esce, entra quindi Michans, quindi Martinez, Teixido, Michans e Sgaria. Super offensiva la squadra di Martinez, bisogna però stare molto attenti ai contropiedi. Attenzione con la visiera, riesce a parare pallina proprio Sgaria. Michans ancora per il Breganze, 4 minuti e 30 secondi dietro verso Teixido, centrale verso Sgaria. Sgaria si allarga, preferisce ricominciare proprio da Martinez. Martinez un 1-2, centrale pallina, guantone di Menichetti, nessun problema. Attenzione a Marco Pagnini dall'altra parte, fuori dallo specchio della porta, non di molto. Pallina che rimane però nelle stecche del Breganze con Martinez. Attenzione al taglio di Martinez, non gli riesce. Pallina che può essere recuperata dal Follonica. Lungo balaustra per Gelma. Dietro per Rodriguez, attenzione che ha un po' di spazio il giocatore. Marco Pagnini è praticamente vuota, fuori dallo specchio della porta. Ancora Marco Pagnini si ripropone davanti a Bruno Sgaria, ma pallina che rimane nelle stecche del Follonica con Marco Pagnini. 3 minuti 22 secondi alla fine del secondo tempo con il Follonica in possesso di pallina. Gelma dietro porta, viene tenuta a debita distanza proprio da Michans. Attenzione pallina che viene recuperata da Martinez su Federico Pagnini, allarga il gioco, ritorna verso Michans. Tocco di stecca e fallo di squadra per il Breganze. Settimo fallo di squadra per la squadra breganzese, 4 invece quelli del Follonica. 3 minuti esatti, 180 secondi per riuscire a pareggiare questa partita per il Breganze, per portare a casa i 3 punti per il Follonica. Dall'altra parte Gelma, possesso di pallina per Follonica, e alla ricerca disperata della pallina Martinez. Ancora Gelma, Martinez, Gelma riesce in qualche maniera a passare, la pallina che viene però recuperata da Michans con le ultime energie, la mette sul 7 Michans per al 23esimo minuto riesce a pareggiare una partita impossibile per il Breganze, ben 2 volte sotto di 3 reti, ben 2 volte recuperato. Questa volta il taglio di Eloy Michans si infila sul 7 per un 6-6 a 2 minuti e 34 secondi alla fine del secondo tempo. Applauso spontaneo da parte di tutto il Pala Ferrarin per l'impresa che hanno visto compiersi davanti ai propri occhi e recuperare per ben 2 volte 3 reti di scarto, e a un Follonica di Enrico Mariotti. Non è una cosa che si vede tutti i giorni, grande determinazione da parte degli uomini ovviamente di Diego Mir, però attenzione perché adesso ci sono ancora circa 150 secondi da giocare e tutto è possibile nell'hockey in 150 secondi, quindi tutti da vivere con Follonica che riparte. Marco Pagnini in possesso di pallina che però viene recuperato ancora da Michans verso Capitan Cocco. Martinez centrale, pallina Teixido, quindi Cocco, ancora Martinez, Mattia Cocco, centro della pista, tiro centrale però viene intercettato. Attenzione, Marco Pagnini cerca di trovare il pertugio e lì grande paratona di ancora Bruno Sgaria. Attenzione perché vediamo adesso che cosa farà l'arbitro.
cartellino blu a Mattia Cocco, attenzione, clamoroso, 1 minuto e 48 secondi alla fine del secondo tempo con il blu a Mattia Cocco e quindi alla punizione di prima di Banini. Banini contro Bruno Sgaria, 108 secondi alla fine di questo secondo tempo. Possibilità ancora una volta per il Follonica di portarsi in avanti e questa volta potrebbe essere veramente decisivo, visto che mancano solo 1 minuto e 48 secondi. Banini contro Bruno Sgaria, Banini preferisce finta il tiro, poi parte, Sgaria riesce a togliergli la pallina dalle Azteca, ma adesso ci saranno 1 minuto e 30 secondi da soffrire per il Breganze con Rodriguez in avanti, Banini, pallina che però viene intercettata, Martinez intelligentemente dietro per Bruno Sgaria, scusatemi, per Texido cerca di tenere pallina, Texido. Viene segnato intanto il fallo di squadra al Follonica, il quinto fallo di squadra in 3 contro Texido, che aveva tenuto intanto pallina all'angolo veramente molto bene. E ultimo time out per giocare al meglio questi 72 secondi, questi ultimi 72 secondi di gioco. Ovviamente qui intanto si scaldano gli animi alla Pala Ferrarin. Ovviamente non è stata condivisa la decisione del cartellino blu a Mattia Cocco, che ha portato poi la punizione di prima di Banini. Attenzione che adesso si fanno questi ultimi 70 secondi infuocati alla Pala Ferrarin, con Breganze in possesso di pallina ma in inferiorità numerica. 71 secondi ancora con in possesso pallina sempre Gerard Texido. Michans allarga verso Martinez, attenzione che Martinez tenta di andare via, però perde pallina. Ultimo giro di orologio con il Follonica in possesso di pallina. Tiro! E fuori all'esterno della porta, aveva dato l'illusione del gol Gelma. Attenzione dall'altra parte, miracolo di Bruno Sgaria. Martinez, attenzione perché è attaccato da 2 giocatori del Follonica, è all'angolo. 30 secondi alla fine con il Follonica che torna in possesso di pallina. Prova Rodriguez adesso per il Follonica, ancora Rodriguez. Ultimi 15 secondi, Gelma per Pagnini e arriva la rete a 14 secondi dalla fine del 14 secondi alla fine del secondo tempo. Arriva la rete di Pagnini per il 7. Per il 7-6 del Follonica. Quanto ha pesato quella decisione? Quanto ha pesato quella decisione dell'arbitro Molli sul blu di Mattia Cocco sugli equilibri della partita? 7 secondi. Michans fuori dallo specchio della porta. 1 secondo, la partita che finisce con la vittoria del Follonica sul Breganze per 7-6, partita strepitosa da una parte e dall'altra, con il Breganze che è stato capace di recuperare per ben 2 volte il risultato dal 3-0 al 3-3 del Follonica. Poi quando sembrava ormai fatta per il Breganze,
quel cartellino blu molto generoso da parte di Molli, pallina che dopo che Banini aveva fallito la punizione di prima è entrata ancora una volta con Marco Pagnini agli ultimi secondi, e quindi 3 punti che vanno al Follonica. Gran bella partita da una parte e dall'altra, giocata fino alla fine da entrambe le compagini. Adesso il Breganze sarà atteso alla difficilissima trasferta di Viareggio, mentre il Follonica ospiterà il Vercelli. Dovremo vedere anche quelli saranno i risultati delle altre partite, ma stasera virtualmente potrebbe essere il Follonica capolista assieme al Forte dei Marmi. Da parte di Ivo Peretto, Studio 7 HD, Marco Silvestri è tutto, buona serata e arrivederci alla prossima.